For example, in the room where we live in, 20% in the one room. Sono arrivati in 60 questa mattina accompagnati dalle associazioni di sinistra per protestare contro la gestione dell'accoglienza in provincia ed in particolare contro il CEIS di Vittorio Veneto che li accoglie. Nelle loro mani cartelli con gli slogan che ripercorrono e riassumono le difficoltà che hanno passato per raggiungere l'Italia. Raccontano di aver speso tra le 5 e le 800 euro per avere un posto in un barcone che li ha portati in Sicilia. Spiegano che in Libia le condizioni sono drammatiche e che ogni giorno si può morire. I arrived last year of May. Sono arrivato dalla Libia la seconda settimana di maggio dello scorso anno. Le condizioni in Libia sono davvero terribili. The life that we are living in Vittorio Veneto. La vita che stiamo vivendo a Vittorio Veneto è difficile, l'accoglienza in Sicilia era molto diversa. When you are in Libya you can die at any time. Quando sei in Libia puoi morire in ogni istante, puoi morire ogni giorno. Too many people in houses, around 17. Siamo troppi in una casa, circa 70 o 50 persone in una casa, anche curarci in queste condizioni diventa un problema. No urgency is taken. Una manifestazione sorvegliata da un nutrito schieramento di forze dell'ordine, polizia, carabinieri e vigili urbani hanno presidiato ogni angolo di Piazza dei Signori. Le porte del Palazzo del Governo sono state sbarrate, alcuni rappresentanti sono stati ascoltati da un delegato del prefetto ed è anche contro il rappresentante territoriale del governo, oltre che alle condizioni in cui vivono a Vittorio Veneto, che i manifestanti hanno puntato il dito. Questo prefetto personalmente ritengo che da quando è arrivata non ne ha fatta una di giusta, insomma. E quest'ultima è veramente una cosa fuori dalle grazie del Signore, per cui è una cosa incredibile, per cui io credo che il prefetto insomma sicuramente dovrà essere sostituito.